Cerimonia di consegna si è svolta presso la chiesa dell'Addolorata di Agrigento del simulacro della Vergine Maria debitamente restaurato. La statua lignea è stata poi benedetta da Don Liro L'Argento. L'iniziativa è stata curata e voluta dalla Confraternita dei Sette Dolori, diretta da Dino Montana, che ne ha curato le varie fasi realizzative, lanciando anche una raccolta straordinaria che è stata necessaria al restauro, che è stato effettuato dal professore Francesco Fazio, collaborato da Maurizio Catalano, che nel corso della cerimonia di ieri di consegna ha effettuato una lunga e dettagliata relazione tecnica del simulacro della Vergine, che più volte negli anni è stata eseguita, e descrivendo con cura e dettagli le varie fasi, considerando che la stessa presentava originariamente numerose crepe ben visibili a occhio nudo. Quindi la scopertura della statua, che ora è ritornata al suo originario splendore, la benedizione e i canti a cura del coro Magnificat di Agrigento. Oggi al santuario dell'Addolorata di Agrigento abbiamo la gioia di presentare al popolo dei devoti e dei fedeli l'immagine restaurata della Madonna Addolorata. C'è una grande venerazione per la Madonna Addolorata ad Agrigento e soprattutto una grande partecipazione di popolo, soprattutto in Quaresima, in questo santuario. Il santuario dell'Addolorata, ecco, che è gestito, diciamo, da un punto di vista ecclesiale da me, che sono stato collaborato dall'Arciconfraternita, specificatamente dal direttivo della Confraternita, abbiamo promosso questo restauro della Dolorata e ringraziamo quanti hanno dato la loro offerta per completare questo restauro. Oggi inauguriamo nel senso che presentiamo, non so se si vede alle mie spalle qui, tutto il velo che copre la Madonna. Tentiamo di fare questo svelamento, ecco, e ripetiamo e rinnoviamo il nostro amore verso la Vergine Addolorata. Ripeto, ecco, che è stata una bella idea quella di fare restaurare l'immagine della Madonna, aveva necessità di questo restauro la nostra immagine della Madonna Addolorata. Siamo felici e contenti di quanto abbiamo realizzato. Grazie. Ci sono altre iniziative durante la settimana? Sì, durante la settimana non propriamente, nel corso di questi impegni in Quaresima ci sono anche delle altre iniziative. Intanto domani al santuario ci sarà, oltre ricordare il quinto dolore di Maria, perché è il quinto sabato di questa devozione alla Madonna che si snora durante tutto il periodo quaresimale, ecco, domani ricorre l'anniversario di fondazione della Confraternita, come si vede qui anche nel rarazzo che rappresenta dietro di me. E giorno 1, questo lo dico ai presenti ma anche a tutti gli altri, giorno 1 qui al santuario dell'Addolorata alle ore 19 presenteremo il libro di Monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo già di Agrigento, che sono le sue meditazioni a conclusione del Venerdì Santo ad Agrigento a Piazza San Domenico negli anni del suo episcopato. Ci sarà la presenza anche di Monsignor Damiano, il nostro attuale arcivescovo, con i canti eseguiti dalle nostre arciconfraternite in Agrigento. Arciconfraternita Maria Santissima Sette Dolori, che canterà ovviamente il canto Madonna Mia, ma volevo dire prima l'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso che, ecco, presenterà il canto bellissimo da tutti amato in Agrigento, Asi versate lacrime. Personalmente dovrei ringraziarvi a uno per quello che avete fatto, perché questo restauro è stato possibile semplicemente perché ognuno di noi ha dato quel poco necessario per poterlo effettuare. È stato voluto fortissimamente da parte della Confraternita e anche da parte del nostro rettore Don Lillo Maria Argento, ed era necessario perché c'erano delle piccole crepe, delle lesioni che il tempo, che le processioni avevano cagionato all'immagine, al simulacro dell'Addolorata. Torno a ripetere, ora il nostro grandissimo restauratore Maurizio ci presenterà il lavoro. Ringrazio quanti hanno partecipato e aiutato, compresa la sovrintendenza ai beni culturali della Curia. È un restauro conservativo, quindi non un ripristino, e per me ogni lavoro è sempre motivo di studio e di crescita, non solo di lavoro proprio
Prima di procedere con la visione delle fotografie, vorrei così brevemente esporvi un po' come si è svolto questo restauro. Innanzitutto la vostra statua dell'Addolorata è una scultura dei primi anni dell'Ottocento, attribuita a Filippo Quattrocchi, uno scultore della provincia palermitana, e che nel corso del tempo ha subito due interventi più che di restauro, di ripristino, perché il concetto di restauro è un concetto moderno che risale un po' agli anni 50, ma prima il restauro era inteso come rifacimento totale dell'opera, per cui se c'erano delle abrasioni o delle lacune o delle fessure, tutta l'immagine, si chiamava lo scultore o si chiamava il pittore, quindi tutta l'immagine veniva ridipinta o ricostruita, nascondendo il colore originale. Il restauro conservativo mira invece al recupero di tutte le materie originali che diciamo, caratterizzano l'opera stessa, conservando anche le patine, le parti deteriorate, proprio per mettere in evidenza anche come dire, l'aspetto del tempo, no? Del vissuto dell'opera d'arte.